Città patrimonio mondiale, un riconoscimento importante quello dell'UNESCO, che oggi però Vicenza clamorosamente potrebbe perdere. Tutta colpa di pugni nell'occhio, obbrobri immobiliari che con la città del Palladio, con la sua storia, coi suoi palazzi, proprio non hanno nulla a che fare. Quali? Beh, li conoscono tutti. La base militare americana, Borgo Berga, il progetto dell'alta velocità, alta capacità, che sono progetti di trasformazione importante del territorio, alcuni fatti, alcuni progettati. Alcuni fatti, alcuni progettati. Il quadro, più che impressionista, è impressionante per alcuni comitati di cittadini che hanno segnalato le brutture all'UNESCO. I comitati hanno detto loro, il comune ha spiegato come stanno le cose dal nostro punto di vista, gli ispettori sono venuti e hanno verificato, adesso aspettiamo l'esito. Il comune aspetta l'esito dell'ispezione dei commissari UNESCO. Saranno loro a decidere se Vicenza resterà oppure no patrimonio mondiale e se servano dei correttivi. Siamo in attesa, ma penso che è un'attesa che si concluderà molto rapidamente, penso nell'arco ormai di pochi giorni, insomma. Quindi ci risentiamo quando avrete notizie. Molto volentieri. Nel frattempo tutti speriamo che Vicenza non venga espulsa dall'UNESCO. Il comune nei giorni scorsi ha assicurato agli ispettori che è pronto ad apportare dei correttivi, ma ormai è tardi. A questo punto le brutture che hanno sfregiato la città non si possono mica buttare giù. Quindi adesso, volenti o nolenti, non resta che affidarsi alla scaramanzia e incrociare le dita. No, non soltanto incrociamo le dita, perché un amministratore non si limita a sperare nella fortuna, lavora attivamente per cercare di fare in modo di portare a casa un risultato buono. Ma in questi giorni che cosa farete quindi per portare a casa un risultato buono? Avendo già lavorato prima, in questi giorni incroceremo le dita.